La vicenda delle fughe dei medici dal nosocomio agrigentino e le criticità connesse con le liste d'attesa lunghissime che ledono il diritto alla salute degli agrigentini sono arrivate a Palermo e l'assessore Volo vuole capirci di più su quanto stia accadendo, considerate le proteste vibrate dei pazienti riportate a chiare lettere sulla stampa e la fuga dei medici. E per questo lunedì i vertici dei ASP, dunque commissario, direttore sanitario e amministrativo, sono stati chiamati a rapporto con una nota ufficiale per riferire in merito alle denunciate disfunzioni assistenziali e nella nota di convocazione l'assessore alla sanità preannuncia che c'è urgenza e necessità di addivenire ad una soluzione operativa. Una nota che dall'assessorato è stata anche trasmessa alla politica regionale: Angelo Cambiano, Michele Catanzaro, Roberto Di Mauro, Riccardo Gallo, Margherita La Rocca, Serafina Marchetta, Carmelo Pace e Giuseppa Savarino. Invitati anche loro ad essere presenti all'appuntamento e farsi parte attiva di quanto sta determinando un casus belli per la sanità agrigentina.